Buongiorno Tropicani e benvenuti all'interno di questo secondo gameplay di Tropico 4. Scusate per l'assenza, ma non ci sono stato, quindi ora continuerò quindi a caricare video sia di Tropico 4 che di Cities XL. Allora, a breve arriveremo sulla nostra mappa, eccoci. Allora, eravamo rimasti che nel momento in cui la Russia e gli Stati Uniti ci stavano donando i loro soldi per sostenere quindi la nostra piccola città. Quindi, allora, iniziamo quindi a creare qualcosa che ci faccia esportare, vediamo un po', in questo caso tronchi d'albero, per creare quindi un'economia nel paese, come anche vi ho illustrato in Tropico 3, perché ancora le nostre navi stanno partendo senza qualcosa a bordo. Quindi, intanto diamo un'occhiata sempre alla nostra felicità. Allora, come potete vedere, vediamo un po', la felicità dei cittadini si basa molto sulla sicurezza, infatti pecca molto sulla sicurezza, infatti dobbiamo costruire una stazione di polizia. Quindi andiamo, aspettate che qua è molto alto il volume degli effetti sonori. Ok, perfetto. Allora andiamo a selezionare, andiamo su governo, stazione di polizia, costa 5.000 dollari, non ce la possiamo permettere, però a breve lo faremo, appena riusciremo ad esportare qualcosa. Intanto alcune persone stanno protestando pacificamente contro il governo, eccole qui. Potete vedere che è stata ben dettagliata la nuova schermata, potrete vedere la schermata del lavoro della casa, la felicità, le abilità, le necessità e le riflessioni. Possiamo anche effettuare diverse attività sulla persona stessa, ucciderla, simulare un incidente, dichiararla eretica, corromperla, anche arrestarla. Possiamo vedere dove abita, l'affitto che paga, le qualità delle abitazioni, dimensioni di famiglia, posti in famiglia, eccetera. Perfetto, vediamo un po'. Che la nostra città per adesso non sta esportando nulla, neanche, anche perché non abbiamo nessuna attività che ci possa far esportare nulla, quindi iniziamo ad aumentare la priorità nella costruzione della nostra segheria. Vediamo intanto il nostro ufficio dei lavoratori, sì, ci sono i lavoratori, quindi a breve dovranno completarla. Diamo un'occhiata al nostro presidente che è qui in cammino, mandiamolo al nostro cantiere per aumentare la velocità di costruzione. Il nostro museo dell'infanzia sta avendo quindi dei visitatori e come potete vedere la tassa è a 5 dollari e i turisti entreranno con un prezzo di 15 dollari. Praticamente nelle parti di Tropico 3 il nostro museo dell'infanzia ci poteva far guadagnare punti sul nostro conto svizzero, cosa che adesso faremo con la banca. Ancora persone che Io protestano pure. pacificamente contro il governo. Ecco, sicurezza, stavo per mostrarti alcuni grafici, presidente, ma sono stato derubato mentre mi dirigevo. Quindi Antonio Lopez ci consiglia di migliorare la nostra qualità di sicurezza. Quindi creiamo la nostra base di polizia, la posizioniamo nelle zone rosse perché pecca molto, perché ci sono stati donati dei soldi dall'Unione Sovietica ma anche dagli Stati Uniti, perché all'inizio dobbiamo andare avanti così. Intanto vediamo se la completano. Vediamo se la nostra segheria è stata ultimata. Sì, è stata completata. Potete vedere che possiamo effettuare delle migliorie come la ferramenta, gli alberi vengono abbattuti del 60% più velocemente, oppure il vivaio fornisce una crescita maggiore agli alberi. Ok, e queste freccette rosse che vedete sono scusate, i tagliaboschi che si avvicinano alla nostra segheria, per iniziare quindi ad abbattere gli alberi e lavorarli. Allora, vediamo un po' se riesco a trovare all'interno delle nostre, no, non è nelle infrastrutture, è nelle risorse. Dobbiamo costruire ehm, una miniera di sale, che è un elemento nuovo, un'attività nuova che permette di creare quindi una zona per la produzione di sale, quindi un'attività che in Tropico 3 non c'era. Comunque sono arrivati 3 nuovi immigrati al porto di Tropico, la nostra base di polizia è stata ultimata, questo edificio non ha lavoratori, quindi dobbiamo importarli dall'estero, però non abbiamo abbastanza soldi, quindi dobbiamo aspettare i prossimi aiuti finanziari. Intanto è iniziato a piovere ed è stato ultimato anche il nostro museo
dell'arte moderna. Possiamo vedere che servono due uomini, in questo caso due donne che hanno avuto un'istruzione universitaria, e serve anche, eccola, già la prima è arrivata, servono per garantire quindi un divertimento alla popolazione, e i visitatori saranno tropicani, zodigoni e benestanti. Questi ultimi due riguardano i turisti. Ok, intanto vediamo un po' se la nostra falegnameria si sta dando da fare. Possiamo vedere che sta producendo 392 di elementi da trasportare, che a breve verranno presi dalla nostra azienda trasporti. Eccola qui, la nostra azienda dell'ufficio dei trasportatori che praticamente si avvia verso un qualsiasi luogo a prelevare la nostra merce e quindi venderla al porto. Allora, ci consigliano di ridurre l'affitto all'interno di questo edificio, ma è a 1 l'affitto, non posso diminuirlo. Comunque, all'interno delle nostre nuove case popolari possiamo vedere che possono essere... Cosa è successo? Compagno, il cibo è essenziale per le masse, le nostre forniture sono carenti, non possiamo costruire il comunismo a stomaco vuoto, no? Quindi dobbiamo costruire più fattorie. Questo è vero, perché non abbiamo non abbiamo nessuna fattoria, proprio ho dimenticato di posizionarle. Comunque vi dicevo che possiamo mettere il controllo climatico, che fornisce il controllo climatico e quindi migliora la qualità degli alloggi. Dobbiamo darci da fare, quindi dobbiamo soddisfare diverse richieste. Intanto quella del cibo, che possiamo provvedere con le nostre fattorie, o anche emanando l'editto riguardante quindi la nostra, vediamo se lo trovo, in economia e turismo, no, interni, no nemmeno, mannaggia, vediamo, no, allora non ci sono le razioni doppie, no, perché nel tropico precedente c'erano le razioni doppie, quindi dobbiamo migliorare solo tramite le fattorie e che andremo a costruirle. Sì, ecco, non ci sono le razioni doppie, quindi andremo praticamente a migliorare la nostra economia tramite... Ah no, eccolo, cibo per il popolo. Quindi costa $500 e andiamo praticamente a migliorare la quantità del cibo che viene distribuito alla popolazione, e praticamente aumentiamo a loro il morale. Intanto selezioniamo il nostro presidente e mandiamolo al nostro palazzo. Potete vedere che nella parte superiore destra c'è una schermata con gli editti emanati, il conto svizzero, una sorta di sommario. Potete vedere nella parte sempre superiore che possiamo pubblicare i nostri risultati su questi due social network. Ok, allora sta tenendo un comizio e sta aumentando il rispetto dei cittadini. Infatti tutti i cittadini, vedete, si raccolgono al di sotto del palazzo. Ok, l'anno scorso l'insufficienza di cura ha causato 8 morti, una nave appena attraccata e ha portato 6 nuovi immigrati. Intanto abbiamo i soldi per costruire delle fattorie di grano. Perfetto, costruiamole immediatamente. Ne possiamo costruire al massimo una. Ok, ti consiglio, il nostro bilancio è negativo. Ok, grazie. Intanto vediamo se possiamo emanare il nostro editto del cibo. Perfetto, 2 pasti al giorno, i cittadini più glottoni sentiranno soddisfatti. Cibo per il popolo, $500 ben spesi. Ok, quindi il nostro presidente lo selezioniamo e lo mandiamo al cantiere per far costruire questa fattoria immediatamente. Intanto sono stati esportati ben $5.292 al di sopra di una nave, quindi sarà molto utile al suo ritorno, perché ci consegnerà ben $5.000 da spendere quindi nella nostra piccola cittadina. Allora, vediamo un po', il presidente è arrivato, infatti è stato costruito immediatamente il nostro edificio, quindi stanno iniziando a produrre del grano, ancora che protestano. Vediamo cosa dicono. Protestando al presidente: non importa la vostra felicità, tutti devono ribellarsi e far sentire la propria voce. Potete vedere che i bisogni stanno diminuendo gradualmente, perché quando il nostro cittadino ha bisogno di qualcosa andrà a rifornirsi e quindi aumenterà nuovamente. Presidente, le nostre fonti indicano che nessuna fazione a tropico ti disprezza abbastanza da creare problemi. Viva il presidente.
Nessuna scuola superiore, ed ecco la signorina Ananas, rappresentante degli intellettuali, ci chiede una scuola superiore a Tropico per renderci indipendenti dall'Unione Sovietica e quindi dagli Stati Uniti. Intanto selezioniamo una clinica e la posizioniamo. Inoltre la nostra nave sta arrivando e quindi ci porterà i profitti. Eccola qui, vediamo un po' se li porta. Li dovrà portare, eccoli qui. E infatti assumiamo direttamente un poliziotto. Intanto costruiamo anche la nostra un'altra fattoria con delle banane. Le banane crescono in una zona più elevata, quindi la posizioniamo qui e vediamo se possiamo posizionarne, possiamo selezionare il mercato, anzi no, vediamo la segreteria l'abbiamo costruita, il ranch per le capre, quindi per esportare anche cibo in scatola. Ok, aumentiamo quindi le strade, il sistema stradale, mi sembra che fosse nelle infrastrutture strada, e colleghiamola qui alla nostra nuova fattoria di banane, ok, per permettere ai lavoratori di arrivare più facilmente. Perfetto, ci sono stati 5 nuove persone all'interno di Tropico, sono stati esportati 3.564 dollari. Cosa sta succedendo qui? C'è un punto interrogativo, scusate, un punto esclamativo. Vediamo un po'. Potete vedere che nella parte in alto a destra c'è il punto interrogativo che ci dà una descrizione dettagliata di cos'è l'edificio e a cosa serve. Intanto è arrivato un consiglio dal reverendo che dice di costruire un nuovo campo di grano turco, un molo per i pescatori o un ranch del bestiame. Quello che stiamo costruendo adesso è il nostro ranch per il bestiame, anche la nostra fattoria. Quindi prendiamo il nostro presidente e mandiamolo al nostro cantiere. Vediamo un po'. Alcune persone ancora stanno protestando contro il nostro governo. Soddisfatto, nuova casa, protestando, sono infelice, la voce del popolo deve essere ascoltata. Diamo un'occhiata al nostro almanacco, anzi no, popolazione. Nel servizio sanitario stiamo peccando molto, quindi dobbiamo migliorarlo. All'interno della nostra clinica c'è un medico e quindi 3 visitatori all'interno. Allora, la nostra fattoria è stata costruita, quindi la carestia a breve cesserà, perché ci sono state 12 vittime in questo anno, e facendo conto che la nostra popolazione è di 44 persone sono state davvero letali. Comunque andremo sicuramente a rimediare. Va bene, allora sicuramente vi illustrerò nuove attività nella parte numero 3, ovvero la parte successiva a questa. Sicuramente andrò a mostrarvi l'industria del sale che si trova qui, che è una nuova attività, ma anche il vivaio, e andremo ad affrontare il sistema dei progetti. Per esempio, se clicchiamo al di sopra del vivaio, servono dei progetti per costruire questo edificio, quindi i progetti del vivaio ci costeranno 1.000 dollari. Vuoi acquistarli? In questo caso facciamo sì e acquistiamo i progetti del vivaio. In questo caso abbiamo acquistato i progetti del nostro bell'edificio che andremo a costruire con 3.000 dollaroni, che andremo quindi a ricavare in qualche modo da qualche attività. Intanto possiamo vedere che è arrivato il nostro nuovo esperto straniero, ovvero il nostro poliziotto. Eccolo qui, sta per entrare nella sua caserma. Allora, come vi dicevo, andremo ad analizzare altre attività che si possono effettuare all'interno di questo Tropico 4 nel video numero 3. Ok, spero che il video vi sia piaciuto e ciao a tutti da Edro Van Helgen.